Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Incidente in Viale Lazio a Palermo dove una donna di 76 anni, Maria Bignardelli, è morta dopo essere stata investita da un camion dell'esercito mentre stava attraversando la strada. La vittima era un ex insegnante in pensione. Crolla il solaio e cade nel vuoto. Un operaio di 63 anni ha perso la vita mentre effettuava dei lavori di ristrutturazione in una casa a Belmonte Mezzagno in provincia di Palermo. Le cause dell'incidente sono ancora da stabilire. Raffica di multe per rifiuti abbandonati strada a Catania. In alcuni casi si sono create delle vere e proprie discariche, un problema serio che mette anche a rischio la salute dei cittadini. Individuati e denunciati 6 giovani coinvolti nella maxi rissa avvenuta a Vulcano la notte dopo Ferragosto. I carabinieri hanno anche avanzato la proposta di disporre a loro carico il Daspo urbano. Tornano le piogge in Sicilia. Per la giornata di domani, 29 settembre, la Protezione Civile regionale ha diramato allerta meteo gialla su quasi tutte le province dell'isola. Le temperature si mantengono stabili, con punte di 30 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13:30.